fermo, ci sta il tavolo, non l'ho capito, minchia. La tavola fermo ci sta. Tutti mi sentono in goda e tutti mi vengono in goda. State ferma, tavola. Siamo collegati con Casa Citronello. Salve, signor Citronello. Tu che parla? Sono Omar. Ah, Omar, mia. Da quanto tempo, Pure qua mi sei venuto a trovare, no, guarda, Omar, non so che sono alle prese con il mio lavoro e non so che cosa devo fare. Con il suo lavoro? Ma qual è il suo lavoro, scusi? E il mio lavoro qual è? Perché c'ho questa porta che è praticamente di ferro, una porta di ferro. Ah, la porta di ferro, allora. No, non di sempre d'acciaio, è di ferro, proprio è di ferro. E minchia d'inverno, scusa, il freddo che cana. Che ti devo dire? Ci ha detto di farmi una porta, che c'è una porta di ferro. Ha di visto ferro. che marito bravo, appena dice fare la porta subito, visto? Beh, minchia, bravo. No, come? Scusa, c'avevo un bello. Sono agitato perché quando lavoro io non voglio essere, tu mi vieni a disturbare proprio nel momento in cui io sono No, non volevo disturbare, si calmi. Innanzitutto mi saluti, è contento di sentirmi. Ciao, ma io sono nelle mie piene facoltà. Sì, sto facendo una porta. Non è che ti sembra che sto cantando un choro. Si calmi, si calmi. Allora, lei praticamente sta rivestendo di legno questa porta? La sta rivestendo in legno, sì, perché è di ferro, non lo sono mai capito. Io praticamente non voglio consumare energia. Perché siccome il gas è cosa morta, mica, e come il camino ci vuole la legna, mica ci vuole pure questa piastra congelata che mia moglie dice mi hanno fritano tutte cose, perché? Ah, ho capito, ma sua moglie, a quanto ho capito, è da tanto tempo che le chiede di sistemare sta porta, che sente freddo. No, devo dirti che avevo 2 anni e mezzo che mica mi inzunzunia. Quanto? Sì, mi inzunzunia, però ce l'ho all'orecchio. Cioè, cosa vuol dire? Zunzunia significa che c'era la pulce nell'orecchio, una pulce. Ma che c'entra la pulce? Ah, glielo ripete da tanto tempo praticamente. Da quanto tempo glielo ripete? Ma non lo so se sono 2 anni, 3 anni, 4 anni, non lo so. Ma come? E come? È una zicca giummina. Cosa vuol dire? Quella là, quella che si mette. No, mi spieghi questa parola che mi ha detto. Una zecca? Una zicca giummina, perché dalle tue parti come si dice? Non lo so, cos'è? Minchia, la zicca giummina è la pulce nell'orecchio, mia, è in zunzuria, nell'orecchio. No, quando hai detto 4-5 anni che parla, che mi deve 4-5 anni, Come da che parla? quando è nato Caloggerino. E da quando è nato Caloggerino che gli ha chiesto sto favore? Sì, che mi deve fare la porta, sì, perché lui fa bricolage. Fa bricolage. Ma quale bricolage? Lui Signora, fa sono da questa parte io comunque, di qua. Sì, salve. Bricolage, lui fa bricolage, braccolla. No, barcolla, Sì. fa bricolage. Avanti che si riduce, ci vuole qui tutti i anni. Quindi non è 4-5 anni che fa. No, che ha chiesto. una vita, dai, che Caloggerino, gioia mia, Caloggerino Bergio, ma forse questo Natale mi fanno una bella sorpresa. Sì? Sì. Ma suo marito lo sa? Sì, no, io lui non gli dico, a te non dico niente, no. Non glielo dica, piano. No. Ma lo sa tu, suo marito? No, allora. No, lui non sa niente, no, anzi, speriamo che non mi telefona, perché se mi telefona, Caloggerino, cacciala, io ce l'ho qua, sì, qua dentro. Ce l'ha lì dentro. Sì, una pettorina. Sento suonare, è il telefono allora. Coincidenza, visto? Parla del diavolo, spuntano le corna. Aspetta, pronto? Chi è? Il telecomando. Ma come telecomando? Qua c'è, no, si può il telecomando, il Lexi, tutte cose. Calcolatrici, telefonini. Pronto? Sì. Caloggerino. È lui allora. Caloggerino. Chi è Caloggerino? Dimmi. Parli piano, signora. No, giusto, scusa. Se no poi lo capisce suo marito. Caloggerino. Chi? No. Vieni. Vedi? E quando? Per Natale. Piano, signora. No, però non ci facciamo. No, Omar, non ci facciamo capire Se niente. non lo sa, Non ci facciamo capire niente. No, quello che sta suo lavorando. suo padre. Scusa, Omar, ci sto dicendo che suo padre sta facendo la porta. Sì, finalmente, sì. Finalmente. Jerry allora al telefono. Sì, se succede come per sbagliare. Devo finirla quando me la levo del destra perché non le posso più. Anche perché devo dirti, caro Omar, che appena accendo il camino io metto il zucco e chi dà il zucco è inverno.
Sì, è un scoppio inverno. È casinare, insomma. È casinare, no, è un diavolo, un givolo inventato. È un diavolo, voglio dire. Allora io metto la legna, da un lato il riscaldo, e sta cosa, questa porta che è una piastra d'acciaio. Vabbè, ma lei sta attaccando dei chiodi di ferro nel legno, lo vuole inchiodare il legno nel ferro, cioè mi faccia capire. Ma che cosa stai dicendo? Oh, ma non lo so. Tu Sta non attaccando capisci? le tavole di legno nel ferro. Io sono un autodidatta, sono uno che ho visto una mosca che volava. Sì, hai visto, bella grossa. Sì, pure le mosche me le fanno. Io a volte ora mi metto a giocare a mosca cieca. Addirittura. Ho capito. No, perché la mosca è cieca o non è cieca, non lo so, non l'ho capito. La mosca è com'è? Non lo so se c'è. Ora ti che stavo passa e dicendo spassa. bando alla giaccia perché mi piace scherzare, tu lo sai, io sono una persona pagata. Me lo saluti, me lo saluti. Ah, saluta? ti saluta Omar. Sì, ti saluta Omar. Forse per Natale deve... Sì, poi lo andiamo a trovare a casa. Sì, allora... Ciao. Lo saluto. Ciao, ti saluto. Era Gerald, l'hai visto? Parlavamo di lui. Caloggerino. Caloggerino. No, per lui è che un molo ce la fai capire niente. No, è un molo perché viene un molo. Fatti la porta.